Ecco qua la banda della Folgore e subito dietro la bandiera di guerra. 34esimo raduno nazionale dei Fanti. Nel cuore di Vittorio Veneto hanno sfilato in 30.000, una manifestazione colma di emozioni. Insieme a noi, hanno detto, ci sono 480.000 caduti, un raduno della memoria e del centenario della fine della Grande Guerra. Dal palco, il grazie del sindaco Roberto Tonon. E un grande servizio avete reso e rendete voi Fanti di ieri e di oggi alla nostra città e al nostro paese. Presenti numerose autorità, il prefetto Laura Lega ed il presidente della regione Luca Zaia e tanti cittadini. Il ricordo dei caduti, il ricordo dei valori come orgoglio, fedeltà e obbedienza nelle parole del presidente nazionale sodalizio Fanti, Gianni Stucchi. Hanno dedicato la vita, si sono sacrificati perché noi potessimo essere patria una, indivisibile, compiuta e libera. Uomini spesso senza nome, senza una lapide dove potesse essere inciso un ricordo. Non c'è bisogno che noi conosciamo i loro nomi, come dicono. Basterà gridare al vento Fante d'Italia e io dormirò contento. Questo è lo spirito del Fante, questo è lo spirito degli uomini e delle donne di oggi. La sfilata fra l'emozione ed il rispetto di un corpo che tanto fa per il nostro paese. A ricordarlo il comandante delle forze operative Nord, generale di Corpo d'Armata, Paolo Serra. La loro attività che nelle giornate banali diventa il concorso che vedete nelle strade sicure per il sostegno alle forze di polizia. Quando sono più specializzati li vedete operare a favore della popolazione in caso di intervento per ordigni e manufatti esplosivi che ancora si ritrovano. Li vedete e li chiamiamo quando poi ci sono i problemi e la calamità naturale.